sostenibilità è il passaggio del futuro per l'agricoltura e quindi per la viticoltura. L'abbiamo sempre considerata come l'elemento fondamentale della nostra filiera, quello che è la vera gestione del territorio in mano al mondo agricolo. Per questo motivo, a partire dalla campagna, quindi dalla terra, essendo noi una filiera completa che arriva fino alla bottiglia finale, abbiamo cercato di capire qual è il percorso della sostenibilità all'interno di un'azienda. Cosa si può fare per rendere un'azienda sostenibile il prodotto che arriva al consumatore finale, quindi la bottiglia, la carta, il tappo, il non utilizzo di plastica, il non utilizzo di materiali inquinanti, ritornando il più possibile verso il riciclato. Quindi immagino che questo riconoscimento da parte di Vinitaly sia stato molto importante nel confermare ciò che avete fatto fino adesso. È forse il premio più bello che mai ha ricevuto la nostra azienda, perché dietro il percorso dell'etichetta, per noi non lo riteniamo un premio di etichetta, ma un premio al ragionamento che stiamo facendo. La sostenibilità è il percorso del futuro. Aver capito questa etichetta vuol dire che chi ce l'ha data ha capito che la nostra azienda ha digerito il percorso della sostenibilità. Fare sostenibilità in Friuli è facile perché è una regione che ha tutti gli elementi con poca gente ed è quello che noi vogliamo fare.